Allora, Luigi Petteni, parliamo di Job Act. Allora, c'è chi dice che funziona, c'è chi dice che non funziona. Alla fine più lavoro e meno tutele oppure meno lavoro e meno tutele? Ma io credo che questa sia una riforma in controtendenza rispetto al passato. Il fatto che abbia messo al centro il contratto a tempo indeterminato sia stata una scelta importante. Anche le trasformazioni contrattuali che stanno avvenendo, chi passa da tipologie contrattuali meno tutelate a un contratto a tempo indeterminato è una cosa importante. Cioè, io credo che stia migliorando la qualità del lavoro. Certo, noi abbiamo bisogno di creare anche lavoro aggiuntivo, questo non può avvenire con le regole ma con le politiche di crescita, però da questo punto di vista di migliorare il mercato del lavoro in questi mesi stiamo assistendo a un fenomeno in questa direzione qui e credo che questo sia un dato positivo. Penso anche che vada finito attraverso anche una vera innovazione che è quella della presa in carico di quando una persona perde il lavoro o cerca il lavoro. Noi siamo un paese dove chi rimane senza il lavoro è abbandonato a se stesso e questo non può più avvenire, occorre invece una presa di responsabilità, di percorso e di accompagnamento. Ecco, fare come avviene molto spesso all'estero anche appunto una riqualificazione, un aggiornamento della forza lavoro. Io credo che le vere tutele del futuro siano proprio quelle della formazione, essere in grado di continuare ad avere una capacità di apprendimento perché oggi le velocità dei cambiamenti sono forti e tu nel mercato del lavoro riesci ad avere peso nel momento in cui continui ad avere aggiornate anche le competenze. Questa è anche una sfida per il sindacato, anche attraverso la contrattazione, fare della formazione dei lavoratori un elemento importante per le proprie prospettive di futuro. Possiamo essere ottimisti? Dobbiamo essere realisti, confrontarci con la realtà, però sapendo che i problemi ci sono e occorre la volontà e l'impegno di tutti anche per risolverli, perché i problemi si possono risolvere se ce la mettiamo tutta. Siamo stati troppo spesso, anzi per necessità, impegnati nella tutela difensiva nei luoghi di lavoro. Oggi bisogna ripartire con una stagione nuova che è quella della contrattazione, intercettare la produttività che sta iniziando a crescere in maniera tiepida sicuramente, però sta crescendo nei luoghi di lavoro e bisogna ripartire con la contrattazione innovativa legata a effettiva produttività aziendale, legata ad un welfare aziendale che possa dare prestazioni sanitarie ai lavoratori, strutture integrative per i lavoratori, per cui una fase dove la CISL si mette in discussione per rispondere ancora meglio ai bisogni dei nostri associati e dei lavoratori. Ottobre ci sarà l'assemblea del Veneto, il 20 ottobre, che poi si concluderà con un'assemblea nazionale e saranno prese delle decisioni, perché vogliamo una CISL trasparente per i nostri iscritti, efficace ed efficiente dal punto di vista organizzativo. E allora, come dicevo prima, la discussione tutta interna fatta tra i delegati, tra i lavoratori, è quella di ascoltare i bisogni, le necessità che ci vengono espresse dai luoghi di lavoro e vedere se la macchina organizzativa della CISL è adeguata per interpretarli e dare risposte.